Nessuna corsa al saldo, almeno per il momento. A Mestre qualche negoziante ha già dato il via agli sconti. Qualcuno rimarrà aperto anche di sera in occasione dell'Happy Friday, ma tra i cittadini, se c'è chi sembra avere le idee chiare, qualcuno non ci ha proprio ancora pensato. Abbiamo delle idee di andare a, come si chiama? A 90 che è super sconti. All'outlet. Sì. Ha già delle idee? Ha già visto qualcosa? No, perché io sono piena di robe, veramente. Se vedo qualcosa che conviene posso comprarlo, ma altrimenti no. Non ho la più pallida idea. Stessa cosa io, infatti ho fatto un giro per Coglio, ma sono talmente stufa che vado a casa. Ma domani andrete a vedere se c'è qualche occasione? No, Siamo a posto. siamo a postissimo, ahimè. Penso che non comprerò niente, non ho bisogno di comprare altro. Io invece guardo in giro, vedo se qualcosa mi piace, ci penso e dopo torno. Torna domani dunque. Speriamo, vediamo il tempo. Se è così, sì, sicuramente. Veramente non abbiamo ancora pensato. E tra gli indecisi c'è chi invece sceglie di non fare alcun acquisto perché non lo ritiene realmente conveniente. Non ha senso secondo me. Perché? Perché alla fine le robe in saldo sono sempre quelle peggio e quindi secondo me non ha senso. Alla fine vai sempre a comprare la nuova collezione. No. No, neanche lei. No. Perché? Perché? Perché di solito la roba che mettono nei saldi non è la stessa cosa di quello che tu avevi visto, che avevi in previsione di acquistare. Se io cerco una giacca, no, che avevo visto e che aspetto l'occasione, così non c'è. Quindi mettono quello che vogliono loro, in poche parole. E mettono il prezzo del più alto e poi lo calano e poi dicono che bisogna prima vedere, comprarlo, fai la fotografia e dopo quando mettono il prezzo giusto bisogna vedere se veramente sono stati giusti, se hanno fatto le cose giuste. Devono vendere, sono commercianti, se no come fanno? Fa fortuna. Chiudono i negozi perché dicono che non guadagnano più e allora la roba cosa la pagano loro?